Lorena Baricalla, étoile internazionale, artista, davvero una persona molto eclettica che oggi ci parlerà di una sua ultima creazione, Origin the Answer. È un libro che è uscito anche su Amazon, scritto anche in inglese naturalmente, quindi lo potete acquistare, curiosare. Io vi conosco da tempo, ci siamo incontrati a Monte Carlo e così oggi è una cosa speciale incontrarti anche se via Skype con le difficoltà del caso, però sono contenta che ci potrai dire alcune cose, come ti è nata l'idea di fare questo libro. Bene, prima di tutto ciao Giuliana, sono come sempre molto contenta di passare un po' di tempo insieme a te. Non abbiamo l'occasione di vederci attualmente, però ci vediamo via schermo e questo è già tanto. Sono molto felice di essere qui con te per condividere questi momenti, per parlare sì di questa nuova opera. Diciamo che come artista mi piace essere eclettica e quindi, come sai, spaziare un po' dalla danza, che è il mio primo, diciamo, mestiere, al canto, alla recitazione e adesso anche alla scrittura. È una cosa nuova per me, ma che mi ha veramente appassionata, devo dire. È un progetto che è nato nel tempo e ci sono voluti parecchi anni per portarlo a termine, portare a termine la scrittura di questi libri, ma come hai detto tu, adesso finalmente esiste la versione italiana e esiste la versione inglese, entrambi su Amazon. E chi è interessato a scoprirle può andare sul mio Instagram o Facebook e laddove ci sono i post con il libro, lo riconoscete subito, Origins the Answer, Origins la risposta, vedrete il link dove potete andare a scoprire di più di questi libri. È un libro su dei temi sicuramente importanti. Una delle cose che più affascina, una delle più grandi domande è sicuramente l'origine del tutto, quindi come nasciamo, perché siamo su questa terra, che cosa c'è al di là di noi. Quindi davvero una domanda così particolare e che lascia molto spazio. Sicuramente l'avrei scritto, immagino, in molto tempo. Però hai anche delle basi, diciamo, storiche, perché sei partita anche da cenni sicuramente storici anche dalla Mesopotamia. Sì, esattamente. Prima di tutto questo libro, questa trilogia, perché si tratta di una trilogia di libri, e quindi per diciamo, spiegare meglio, è uscito adesso il numero 1, La creazione dell'uomo. Gli altri 2 sono già scritti, il seguito è già scritto, però pian piano andranno su Amazon, pian piano, perché chiaramente dobbiamo creare anche un po' di suspense. E la trilogia di Origins the Answer, come hai detto tu, vuole portare la risposta al mistero dell'origine dell'uomo. Proprio il titolo rimane in inglese sia in versione italiana che in inglese, proprio per unificare un pochino tutti all'interno di questa community, perché proprio vogliamo portare avanti una community nella quale tutti insieme, indipendentemente dalla lingua, siamo riuniti in questa ricerca nello sviluppare pensieri attraverso, diciamo, la community su questo tema. Quindi che cos'è Origins? È un'avventurosa e spirituale saga epica tra passato, presente e futuro che porta alla risposta alla più grande domanda che tutti ci poniamo: chi ci ha creato? E questo nuovo world si basa appunto sugli antichi testi mesopotamici, i più antichi del nostro pianeta, ed anche sulle più recenti teorie quantistiche. Quindi tutta questa storia dai molteplici personaggi ha profonde radici storiche, mitologiche, esoteriche e spirituali. Tanti temi sono racchiusi in Origins the Answer.
È davvero così affascinante. Io l'ho letto naturalmente già quest'estate in italiano e quindi adesso mi fa molto piacere che sia uscito anche la versione inglese. E mi chiedevo questa tua passione per la scrittura, che magari è una cosa che non tutti sanno di te, perché io ti conosco in primis, ti ho conosciuta come Toile, quindi ho avuto il piacere di presentarti al premio Michelangelo in Toscana È vero. con un bellissimo corpo di ballo, con un bello spettacolo ricco e particolare dove tu volteggiavi con questa leggerezza e quindi sei ballerina e toile e coreografa e quindi ti conoscevo di più questa parte diciamo artistica ma meno quella autorale. E mi chiedevo appunto se tu hai sempre scritto, se hai sempre avuto la passione per la scrittura. Guarda, mi fa piacere già che hai riparlato di questo bellissimo spettacolo che era fatto proprio per le cave di Michelangelo, e effettivamente è un po' il primo progetto che ci ha riunite e, diciamo, e condividiamo questo bel ricordo di quello spettacolo effettivamente. La scrittura, per rispondere alla tua domanda, è qualcosa che mi accompagna un po' da sempre. Io fin da piccola ho amato scrivere, ho sempre scritto, ma non libri chiaramente, però sono sempre stata una persona portata, ecco, portata per la scrittura. E da lì, attraverso anche il mio mestiere, attraverso la nostra società di produzione, la Promo Art Monte Carlo Production, che mi produce come artista e che produce anche grandi eventi e spettacoli, sono io quella che ha sempre, diciamo, scritto quelli che sono gli script, i concept legati appunto ai miei progetti artistici e ai progetti della società. Quindi già da anni, diciamo, scrivo tutta queste situazioni appunto di concept, di script, ecco. Quindi questo è qualcosa che già da anni io porto avanti. E questo libro nasce per l'appunto proprio dallo sviluppo di un progetto artistico. Noi abbiamo avuto qualche anno fa l'idea di creare un nuovo spettacolo per grandi arene. Questo nasce da una canzone che io avevo cantato in studio di registrazione e Tino Genovese, che è il mio manager e che tu anche ben conosci, ha pensato di fare il demo, di fare un videoclip di questa canzone, perché era venuta particolarmente bene, molto epica, aveva proprio degli slanci molto epici. Da questo videoclip è nato un po' un mondo, un world, che ci ha ispirato per creare questo grande spettacolo. E di questo grande spettacolo io ho scritto lo script, ma non è solo uno spettacolo, è proprio qualcosa di molto imponente per grandi arene, quindi un progetto che stiamo ancora portando avanti. Ma per scrivere quello script lì io ho fatto tantissima ricerca e una mattina mi sono svegliata con l'idea di questa trilogia di libri, proprio grazie a tutta questa grande ricerca che avevo immagazzinato, più di 5.000 pagine di ricerca proprio su tutti questi antichi testi mesopotamici, sui altri testi anche sacri del nostro pianeta. Insomma, tutto questo, diciamo, è andato poi oltre quello che è lo script dello spettacolo, dando origine a questa trilogia di libri che sempre comunque sono legati al progetto dello spettacolo, perché appunto è un Word. Origins the Answer è un grande show, è una trilogia di libri ed anche una trilogia di film. Quindi adesso dai libri portiamo avanti anche l'idea dello sviluppo cinematografico, perché proprio forse come un trailer, un brevissimo sì, quello che rappresentava quello, diciamo, il progetto grande sì, del film, davvero una cosa incredibile proprio da Hollywood quando l'ho visto. esattamente, quindi abbiamo già trailer che legano lo spettacolo al film, ai libri, perché anche i libri hanno i loro trailers, quindi diciamo che è proprio un grosso progetto, ecco. E poi alla fine abbiamo detto, beh, allora che io ho sviluppato questa idea di questa trilogia, tutto questo grande mondo e tutto, ho detto, mettiamoli su Amazon e cominciamo a far conoscere ai miei fans, ai miei friends, ai tuoi, insomma tutti quelli che
desiderano pensare, no? Perché questo periodo ci dà anche il tempo a tutti di pensare e questa trilogia vuole portare proprio a pensare, a ritrovare nell'animo di ognuno di noi quei sentimenti epici, quei valori umani e spirituali di cui abbiamo veramente bisogno in questo mondo attuale. Ecco, dobbiamo ritrovare degli slanci molto più puri in questo mondo, no? Dei valori. Ecco, la storia vuole proprio, come dire, sottolineare tutto questo. In fondo ognuno di noi è l'eroe della propria vita e allora per diventare eroi bisogna avere nella propria anima dei sentimenti epici. Molto bello, davvero è giustissimo quello che dici e ancora più in un momento appunto come quello che stiamo vivendo abbiamo bisogno di ispirarci a qualcosa di più grande, abbiamo bisogno anche di sognare, anche di staccare da quella che è la nostra realtà che è così piena di attualità, che è giusto. Sì, e tu hai usato la parola giusta, hai usato la parola giusta, ispirarsi, proprio è questo, hai proprio centrato in pieno quello proprio che è il significato di Origins di Answer, è ispirare. Sì, e abbiamo bisogno di quello che un po' chiaramente manca con il Covid, quello che sappiamo, anche la progettualità e quindi il fatto comunque di avere sicuramente noi che siamo anche abituati a fare un lavoro diciamo sia a contatto con il pubblico che fatto comunque di progetti ed è comunque bello curare insomma tutta questa parte naturalmente insomma in vista di periodi differenti, insomma nel frattempo ci vediamo su Skype, quindi davvero mi ha fatto super piacere vederti in questa nuova versione perché è la prima volta che siamo su Skype io e te. Certo. Magari ci vedremo più avanti, ecco, quando poi parleremo di altre cose, insomma. Certamente. Diciamo che possiamo anche proprio dire, per collegare un pochino tutto quello che diciamo, che in fondo, sia adesso a livello personale di quello che stiamo vivendo, sia a livello di questo progetto, capiamo che il punto che collega tutto in fondo è la creatività. La creatività è la più grande forza dell'universo. L'universo stesso è creazione, è creatività. Noi stessi come individui portiamo in noi questa facilità creativa che è quella che ci apre la mente al mondo, all'universo e a noi stessi. È quella che appunto ci fa sognare, come dicevi anche prima. È tutto questo mondo che abbiamo dentro di noi che sviluppiamo e esprimiamo attraverso proprio la creatività. E la creatività è armonia e l'armonia è amore. Quindi direi che queste tre parole, creatività, armonia e amore, sono quello che ci devono collegare, dobbiamo essere tutti connessi su queste tre parole, insieme avanti. Verissimo, quello che insomma non voglio mai che manchi per citare un grandissimo è il cielo stellato sopra di me che sembra, la tua maglietta mi ha ricordato un meraviglioso cielo stellato perché sembra davvero, mi ha fatto pensare a questo e la legge morale dentro di me, quindi a ognuno auguro insomma le cose più belle ai nostri amici che ci stanno guardando, seguendo. Io a questo punto ti saluto, ti abbraccio da lontano. Sì, facciamo vedere la copertina. Answer, la creazione dell'uomo su Amazon e l'avete in versione italiana and in English we can say it. Un bacio e alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao!